saluto a tutti voi, bentrovati all'appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Partiamo da Palmanova, che è stata designata dal Ministero della Cultura come uno dei 5 siti nazionali per il restauro e ricovero dei beni culturali mobili italiani. A disposizione del progetto 20 milioni di euro di risorse dal PNRR. Alla presentazione dell'iniziativa c'era per noi Alexis Sabot. Siamo a Palmanova per la presentazione di un finanziamento da 20 milioni di euro. Stiamo parlando della riqualificazione dell'ex caserma Montezemolo. Ne parliamo con il sindaco. Questa è davvero una gran bella novità per la città. Assolutamente sì. L'amministrazione che rappresento in continuità con quella precedente, in effetti ha sempre creduto che gli investimenti sui beni demaniali o di proprietà del comune, aree molto vaste, fosse un'occasione da non sprecare facendosi attirare dalle sirene del tutto e subito e magari facendo investimenti frazionati che non hanno dietro un disegno organico. In effetti questo forse è il primo passo per veramente fare un progetto di organicità. Questa caserma, che era per tanti anni rimasta inutilizzata e che probabilmente lo sarebbe stato all'infinito, con questo progetto viene veramente rivitalizzata e viene un'area molto, molto grande, viene restituita ai cittadini. Grazie al PNRR. Luca Piani, l'assessore all'urbanistica, ci racconta quello che sorgerà nell'ex caserma. Sì, allora PNRR è proprio un'occasione unica per l'Italia e quindi anche per Palmanova. Questa caserma diventerà un luogo per la cultura e un luogo di pace, quindi da città della fortezza a città della pace e della cultura. E lì sorgeranno dei magazzini per le opere culturali mobili, ma soprattutto anche aree didattiche, aree per il restauro, foresterie, quindi un piccolo polo logistico di tutto il nord-est, quindi con un grande bacino, che riteniamo porterà a Palmanova competenza, economia, un sviluppo sostenibile, un recupero di un'area che verrà anche riportata alla collettività, quindi veramente una giornata da festeggiare e da festeggiare ringraziando chi ha potuto darci questa possibilità, e quindi il ministro Franceschini, che ha creduto subito in questo nostro progetto, l'onorevole Serracchiani e l'onorevole Flavia Nardelli, che appunto ci hanno sostenuto in questo progetto, che oggi insomma vede un primo passo molto importante con questa presentazione. Cronoprogramma di realizzazione? È molto, molto veloce, perché il PNRR prevede di spendere subito i soldi della Comunità Europea in pochi anni, quindi direi non diamo date perché dopo saremo subito smentiti, ma direi che nel giro di pochi anni vedremo già un cantiere aperto. Bene, io ringrazio il sindaco Tellini e l'assessore Piani, verremo qui per vedere l'opera terminata. A voi la linea. Grazie ad Alexis Sabot. Questo pomeriggio a Udine verrà presentato un progetto per sostenere gli artisti del Friuli Venezia Giulia, si chiama Mecenarte. Spazio, voce e sostegno concreto agli artisti del Friuli Venezia Giulia, e questo in sintesi il messaggio di Mecenarte, progetto della Banca di Udine in collaborazione con l'associazione culturale OnArt, che sarà presentato questo pomeriggio alle 17:30 al Coworking Spazio 35 di Via Percotto a Udine. La serata si aprirà con una conversazione sul mecenatismo, sul mercato dell'arte e sugli artisti contemporanei. Qui nella nostra sede di Udine ospitiamo una numerosa collezione di opere di artisti locali del nostro territorio e continuiamo ad acquistarne perché crediamo nel loro talento e nelle loro capacità. Da questa esigenza nasce il progetto Mecenarte. L'iniziativa Mecenarte ha a che fare con gli artisti del territorio, artisti che soprattutto in un periodo difficile come l'attuale non riescono e non hanno la capacità di fare delle trattative commerciali sulle loro opere. Penso che questa iniziativa della banca abbia un rilievo importante sia a livello artistico che a livello culturale, e che quindi è un'iniziativa che sarebbe auspicabile che venisse seguita anche da altre istituzioni, sia pubbliche che private. È un'iniziativa destinata a agevolare l'acquisto di opere d'arte di artisti del nostro territorio. Ci rivolgiamo ai nostri soci e ai nostri clienti, mettendo a disposizione anche un finanziamento ad hoc per dilazionare nel tempo la spesa derivante dall'acquisto dell'opera d'arte.
Parliamo di una patologia che per il momento con le attuali terapie può essere solo rallentata, ma per la quale la prevenzione invece può essere decisiva. Parliamo dell'Alzheimer. Uniti si può è stato il tema della manifestazione indetta ieri a Udine in occasione proprio della giornata mondiale dell'Alzheimer. Tocca a Luca Ferri aprire questa iniziativa organizzata dall'Associazione Alzheimer in occasione della giornata mondiale dedicata proprio a questa patologia che coinvolge non solamente chi ne è affetto ma soprattutto la famiglia. Quindi una patologia molto importante che va affrontata in un certo modo, per la quale tra l'altro non ci sono delle cure specifiche, se non delle terapie che tendono a rallentarla. Luca Ferri quindi apre questa giornata qui sotto la loggia del Lionel. Io apro con una domanda che è l'inizio di questo racconto che faccio. La domanda è chi sono oggi? Perché questa risposta la cerco negli occhi e nelle parole della persona cara che è vicino a me e che purtroppo soffre di Alzheimer. E le risposte sono tantissime, scopro che oggi sono il postino che porta le lettere, scopro che oggi sono il tecnico della Vodafone, scopro che oggi forse, grazie a un miracolo, si ricorda qualcosa di me e quindi mi ritrovo negli occhi della persona amata. È una domanda importante, io credo, quella del chi sono io e del cercarsi nella persona che purtroppo ci ha dimenticati, perché questa malattia fa dimenticare. E allora in questo pezzo che leggo c'è proprio la ricerca di una risposta, la storia di quest'uomo che va ogni giorno dalla persona amata per raccontare la sua storia e per scoprire chi sono io oggi nei tuoi occhi. Iniziativa per coinvolgere le famiglie soprattutto, no? Delle persone che sono colpite appunto dall'Alzheimer. Una giornata per ricordare che loro ci sono e che hanno bisogno di essere sostenute. Quindi non solo le persone affette dalla patologia, ma soprattutto le famiglie. Certo, sì, questo convegno di quest'anno è stato proprio volutamente dedicato ai caregivers e familiari, per cui anche gli interventi dei nostri ospiti saranno tutti tematici in quel senso, perché appunto è una figura sottovalutata, una figura che va tutelata anche dal punto di vista dal punto di vista della legge, legislativo, e non lo è ancora, e hanno tanto bisogno di aiuto, perché le famiglie con i malati di Alzheimer vivono una realtà che a volte non si riesce neanche a immaginare. Dottor Cancelli, abbiamo detto non esiste una terapia che possa guarire definitivamente, ci sono solamente delle terapie che riescono a rallentare la patologia, però vi siete resi conto che effettivamente la prevenzione è quella che serve maggiormente. In questo momento la prevenzione è l'aspetto più importante, non abbiamo una cura per questa malattia ma la possiamo prevenire. Ci sono degli studi che sembrano dimostrare che quasi il 40% dei casi di demenza potrebbe essere prevenuto se si mettessero in atto tutta una serie di strategie di vita sana per prevenirla. Tra poco ci rivediamo con la seconda parte di A voi la linea. Bentornati in diretta con A voi la linea. La musica entra al CRO di Aviano. Ieri si è tenuto un concerto del Quartetto Veneto e del Coro Cromatiche Armonie nell'ambito del progetto Musica in Corsia, un'iniziativa socioculturale che è nata per portare nelle strutture ospedaliere italiane un'offerta musicale qualificata, studiata per favorire la socializzazione dei pazienti e l'umanizzazione delle cure. Direttrice, ci racconti un po' lo scopo dell'iniziativa e soprattutto quando la musica entra nei reparti, quando la musica entra in un luogo di cura, che significato ha? Ma per noi storicamente al CRO sono iniziative che rappresentano un momento di presa in carico completa dei pazienti in cui ci si occupa non solo della salute in senso della cura della malattia, ma anche di un'umanizzazione della cura e quindi una sensibilità particolare anche verso questi aspetti. Oggi è un'iniziativa che vede coinvolto un progetto che è la musica in corsia con un quartetto di musicisti che in collaborazione con il CRO
che storicamente ha un suo coro, Cromatiche Armonie, rappresentano oggi un insieme di musiche e un momento di vicinanza ai nostri pazienti, è un concerto che noi facciamo per loro e che ha sempre riscosso come iniziativa grosse, un ritorni sempre positivi e che purtroppo è stato sospeso per il periodo della pandemia, anche per le prove, ma già un mese fa c'è stato con il nostro coro e il dottor Stefan la ripresa con il concerto proprio per riavviare tutte le attività. Direttore, un importante connubio tra la musica e anche la voce. Lei è direttore del coro, che iniziativa è questa? Ma questa è un'iniziativa che oramai va avanti da quasi 30 anni. Il coro del Croni ha già 16 ed è un'iniziativa proprio per umanizzare questo posto. E quando appunto il Veneto ci parlò della loro iniziativa Musica in Corsia, era esattamente la nostra e quindi oggi l'abbiamo coniugata, abbiamo messo insieme l'esperienza di musicisti eccellenti come il Quartetto Veneto e la nostra voglia di cantare. Cercheremo di cantare bene, non avevamo molto tempo, per cui faremo però 2 brani insieme per dimostrare che anche il professionista della salute può cantare per i suoi pazienti, per umanizzare questo centro. Ma come siete riusciti nel post pandemia ad organizzare anche questo concerto? C'è da dire innanzitutto che questo progetto nasce 25 anni fa per merito di un grande ex direttore generale dell'ospedale di Treviso, Domenico Stellini, che ha scritto questo progetto denominato Musica in Corsia, la cui finalità è sostanzialmente guarda all'umanizzazione del ricoverato, alla degenza e alla crescita umana del paziente. Questo progetto ci ha dato in 25 anni grossissime soddisfazioni, perché è già andato in tantissimi ospedali della Regione Veneto e anche a livello nazionale, non dimentichiamo il Niguarda di Milano e il Centro Orsola di Bologna. Il centro di riferimento oncologico, alla scadenza del 25esimo della ricorrenza di questo progetto, perché nasce nel 1995 e quindi poi purtroppo la pandemia nel 2020 ci ha bloccato e abbiamo dovuto posticipare di 2 anni la ricorrenza, ma dicevo appunto che la ricorrenza di questa 25esima edizione ci porta al centro di riferimento oncologico, che per noi è una cosa importante, perché noi sappiamo che il centro di riferimento oncologico è la prima istituzione di ricerca dal punto di vista italiano. E ora andiamo a Codroipo per parlare dell'avvio dei lavori per la realizzazione del primo cantiere regione dell'ospedale di comunità, struttura che si affianca al distretto attuale, che disporrà di posti letto per post acuti, un'unità di accoglienza permanente e un hospice. Oggi la firma per l'avvio dei lavori con la ditta Martina, impresa di costruzione del posto. Il costo del primo lotto è di 6 milioni di euro. Importante avvenimento oggi a Codroipo, in sostanza c'è stata la firma che segna l'avvio o il proseguio dei lavori per quello che è il primo cantiere che si apre in territorio e che rispecchia praticamente le strategie della Regione per quanto riguarda gli interventi in sanità. Ne parliamo con il vice governatore Riccardo Riccardi, quindi data importante, giornata importante questa. La firma di un contratto, quindi non ci sono parole, c'è un contratto, c'è un affidamento all'impresa che avrà il compito di realizzare questo primo lotto che vale 6 milioni di euro nel distretto sanitario e che sarà la prima parte di un intervento complessivo ai quali si aggiungeranno altri 8 milioni che la Regione ha interamente finanziato con fondi dello Stato e con fondi regionali, per avviare quella manovra della sanità territoriale. Questa è la grande sfida che noi abbiamo, quindi le strutture di SUAP, di hospice e degli ospedali di comunità che abbiamo programmato, quindi oggi trova materialmente il primo cantiere che parte, ed è evidentemente anche una soddisfazione vedere poi alla fine che le cose vanno avanti e vanno avanti anche dopo un periodo molto difficile, quindi siamo riusciti a lavorare anche su questo e questo è oggettivamente un risultato tangibile. Possiamo fare una battuta perché è cominciato da Codroipo questa serie di interventi? Codroipo è stato uno dei luoghi nei quali negli anni '80 si è riconvertito l'ospedale, si è chiuso l'ospedale
e si è riconvertito, ed è nato il primo ospedale di comunità in quegli anni. Cioè quella riconversione legata anche all'integrazione sociosanitaria ha avuto il primo esempio proprio qui. Quindi si tratta di proseguire quella strada. E naturalmente questo si moltiplicherà su tutto il territorio. Se qualcuno poi mi vuole dire che parte da Codroipo, perché io sono codroipese, diciamo che c'erano tutte le condizioni perché partisse qui, ma i lavori le attività sono pronte per essere moltiplicate anche in tutti gli altri territori della regione. Non c'è una risposta di sindacalismo territoriale, c'è una risposta complessiva. La sola salute non fa la sola salute di Codroipo, fa la sola salute della regione, e io posso garantire che nel corso di questi mesi vedremo molte occasioni nelle quali avremo modo di vedere l'avvio di questo lavoro straordinario, che naturalmente vedrà tutto il suo percorso e diventerà fondamentale nella prossima legislatura. Ecco, un contenitore nel pieno rispetto dell'ambiente, innovazione tecnologica, però bisogna anche riempirlo dal punto di vista dei professionisti. Anche qui ci saranno difficoltà, perlomeno per i prossimi anni. E questo Paese ha un deficit di competenze professionali ed è un deficit distribuito su tutto il territorio nazionale, tanto è vero che tutte le regioni, indipendentemente dall'appartenenza politica, hanno chiesto ripetutamente al governo e chiedono a questo governo che arriverà e anche al Parlamento la revisione di molte misure che oggi non sono al passo con i tempi e che purtroppo presentano un deficit importante, non avendo medici e infermieri. Questo è un problema. Qui si fa un grande investimento sul capitale umano, anche modificando regole che sono superate dalla storia. E c'è un grande lavoro anche rispetto alle specialità e alle attrattività che queste competenze hanno. Noi soffriamo molto, l'Italia soffre molto nella medicina generale, soffre molto nelle aree di emergenza-urgenza, quindi bisogna ripristinare quelle condizioni affinché ci siano nuovi medici, nuovi infermieri e si parta proprio da quelle aree che in questo momento non sono considerate appetibili da chi vuole fare questo lavoro. Un paese non vince una sfida di questo genere vedendo i propri professionisti andare all'estero e andare a cercare all'estero in altri paesi i professionisti da portare qua. Queste possono essere soluzioni temporanee. L'Italia è un grande paese che si inserisce in un contesto occidentale importante e deve sapere fare quelle scelte che per troppe ragioni e per troppi anni sono rimaste ferme e oggi ci presentano questo conto difficile. Ecco, per concludere, in sostanza Codroipo è il primo intervento, poi ne seguiranno altri? Sì, ne seguiranno altri in tutto il territorio regionale. Noi abbiamo destinato complessivamente in questa legislatura 750 milioni. Questo va a coperture di riqualificazione e completamenti di strutture ospedaliere, ma 222 di questi, che è 10 volte il valore investito nella precedente legislatura, andrà nella sanità territoriale, quindi andrà in investimenti di questo genere, che realizzeranno le case di comunità e realizzeranno gli ospedali di comunità, che sono quelle strutture dei ricoveri brevi che anticipano o seguono a quello che è il ricovero ospedaliero. Un'ultima notizia per quanto riguarda proprio Codroipo, quindi la possibilità per gli anziani disabili di avere un punto di riferimento, era stato richiesto praticamente già da tempo. Sì, qui c'è un'esperienza importante che riguarda le strutture per non autosufficienti di persone anziane, è un fenomeno che esiste e che però non ha una struttura dedicata a questo. E l'azienda sanitaria, su disposizione del Consiglio regionale, ha le risorse per progettare questa struttura e con il Comune abbiamo condiviso una possibilità di utilizzare delle aree di proprietà del Comune con un diritto di superficie che vedrà le procedure seguire nei prossimi giorni. Quello è un altro obiettivo importante, ma è anche un obiettivo di natura culturale proprio dal punto di vista della risposta dell'integrazione sociosanitaria. La salute è una cosa un po' più grande della sanità, dove la sanità è un pilastro, ma noi dobbiamo garantirlo anche con la risposta sociale e questa struttura sicuramente sarà in grado di farlo. Quali sono le caratteristiche tecniche della nuova struttura?
Questa è una struttura che dovrebbe rispondere a dei bisogni che su questo territorio mancano da tempo. Sarà presente all'interno di questa struttura un modulo di ospedale di comunità, saranno presenti appunto le cure per le persone che hanno bisogno di cure che si protraggono nel tempo, che noi chiamiamo SUAP, sono servizi che dobbiamo assicurare naturalmente alle persone che escono ad esempio da gravi problemi di riabilitazione, che devono continuare l'assistenza in strutture sanitarie, e naturalmente anche dei posti hospice che su questo territorio naturalmente mancano. Ecco, tra l'altro ci sarà la possibilità nei posti hospice di ospitare anche gli stessi familiari, perché è concepito in questo modo. Sì, le cure palliative sono cure che l'azienda deve assicurare, e deve assicurare in un percorso che riguarda non solamente naturalmente colui che arriva a fine vita, ma anche naturalmente la famiglia e i familiari, e quindi sono posti che dobbiamo dedicare sicuramente naturalmente all'assistito, però devono anche supportare anche appunto il momento degli ultimi giorni di vita, dando la possibilità anche al familiare di stare vicino al proprio assistito. Ecco, una delle prime risposte è anche all'alta percentuale dei ricoveri impropri. Sì, diciamo che l'ospedale di comunità dovrebbe in qualche maniera rispondere un po' anche a questo. I nostri presidi ospedalieri oggi come oggi sono oggetto naturalmente di ingressi e di ricoveri che sono dovuti in quanto naturalmente poi le persone non trovano le strutture giustamente dedicate a determinate tipologie di ricovero. L'ospedale di comunità, l'hospice e le SUAP sono sicuramente delle risposte anche a dei ricoveri impropri in altre strutture. Prima di chiudere c'è un aggiornamento di cronaca. Avevamo parlato nel nostro telegiornale delle ricerche del ragazzo padovano nel gruppo dello IOF Fuart. Ebbene, l'uomo è stato ritrovato purtroppo senza vita grazie al fiuto del cane Asia, che è stato portato sul nevaio sottostante l'attacco dello spigolo dei Peters, la via che il giovane aveva intenzione di scalare in solitaria. Ci si è concentrati su una buca presente sul manto e quindi è stato individuato il corpo sul fondo della stessa. I tecnici del soccorso alpino si sono calati per una decina di metri e lo hanno recuperato riportandolo in superficie. Poi si è atteso l'arrivo del medico legale per la constatazione del decesso. L'allarme era scattato poco dopo le 21 di ieri, attivato dal gestore del rifugio Pellarini, che non aveva visto rientrare il giovane residente a Padova. Ed è tutto per questa edizione di A Voi la Linea. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.